Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben trovati in un nuovo spazio di approfondimento dedicato ai candidati, ai programmi in vista delle prossime elezioni politiche del 4 marzo 2018 qui su Veneto 1. Nostra ospite per questa puntata la senatrice del Partito Democratico Laura Puppato. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. Laura Puppato, senatrice, come dicevamo, del PD nello scorso mandato, nella legislatura ormai conclusa, prima ancora capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale e sindaco di Montebelluna, il suo comune, tra i vari incarichi che ha ricoperto, e ricandidata soprattutto anche appunto alle prossime elezioni proprio nei collegi uninominale di Montebelluna, Castelfranco e Belluno. Esatto. Questo è il collegio senatoriale, poi anche che comprende anche Martellago e Scorzè, quindi abbiamo anche una c'è un'appendice veneziana, e poi anche nel cosiddetto plurinominale, quello insomma proporzionale, con il metodo proporzionale, sì. Il Veneto 1, che appunto, come diceva, comprende 4 province, oltre a Treviso e Belluno anche Venezia e Rovigo. Allora, iniziamo a affrontare un po' i vari temi, partendo da un argomento su cui, Laura Puppato, lei si è spesa e soprattutto ha annunciato di voler impegnarsi anche nel prossimo futuro, un tema che tocca molto da vicino anche tante famiglie trevigiane, non solo naturalmente, di cui si discute da tempo, ma su cui forse non si è ancora arrivati ad un punto di svolta, ed è quello del dopo di noi, il cosiddetto dopo di noi, ovvero il futuro, il destino di quei tanti ragazzi, di quelle tante persone che hanno magari delle disabilità fisiche o psichiche e che appunto si trovano poi a dover programmare il loro futuro una volta che i genitori, la famiglia, per anche ragioni di età sono scomparsi, e quindi viene a loro mancare questo sostegno, e proprio anche i genitori chiaramente si preoccupano di cosa potrà essere in futuro. C'è una legge, ma ci sono ancora degli aspetti non chiari, soprattutto nell'applicazione, senatrice Puppato. Sì, la ringrazio di questa domanda, perché effettivamente in questa legislatura, che è stata, come è noto, una legislatura estremamente complicata e difficile, perché abbiamo raccolto l'Italia ancora in piena crisi, con un prodotto interno lordo al di sotto dei 9 punti rispetto a quello che era nel 2007, e con le famiglie in gravissima difficoltà, ma con la necessità di implementare il sociale, cioè ci siamo ritrovati con la necessità di non tagliare sul sociale, di far crescere il sociale e di rispondere soprattutto ad alcune richieste che stavano pervenendo e che avevano assolutamente titolo per essere approvate e quindi apprezzate, tra le quali questa richiesta fortissima da parte di ANFAS e non solo, delle associazioni che appunto guidano, per così dire, le necessità dei genitori, dei familiari dei ragazzi con disabilità grave dalla nascita, o comunque insomma con gravissima disabilità comunque, per i quali ovviamente si preoccupano, come dicevi giustamente, pensando al dopo di loro. Ebbene, la legge sul dopo di noi è diventata, con una grande felicità naturalmente di noi parlamentari, a giugno del 2016, quindi ben un anno e mezzo fa, è diventata legge dello Stato, la 112. Che cosa è capitato? È capitato che quella legge ha messo in campo delle cose di importanza notevolissima. Il trust, per esempio, c'è la possibilità di togliere di mezzo dalla successione, offrendo, diciamo, a questi ragazzi che hanno maggiori difficoltà rispetto ad altri che naturalmente appartengono all'asse successorio, la possibilità di prevedere per loro l'assoluta carenza di qualsiasi tassazione, e soprattutto la possibilità per i genitori di decidere per loro, appunto, esclusivamente per loro, a loro beneficio o a maggior loro beneficio. La seconda questione è 270 milioni che in 3 anni sono stati resi disponibili per le famiglie, sia per mettere a disposizione appunto alloggi, per realizzarli, ma soprattutto per la gestione di questi alloggi in comunità, non in comunità, individualmente, vicini ad altri, eccetera,
in relazione naturalmente alla gravità della disabilità di cui soffrono questi ragazzi. Ebbene, questa straordinaria opportunità non è stata colta da tutte le regioni e qui va subito fatto un appello, perché noi pensiamo a volte di essere in una delle regioni più efficienti, ma poi quando andiamo a vedere i dati, ai noi questo non si verifica o non ha il conforto, diciamo, della realtà. Perché? Perché a oggi di 19 regioni italiane complessive, per cui tutte, insomma, se consideriamo che la 19esima è il Trentino Alto Adige, in realtà sono 20, sapendo che sono 2 province, ma insomma per brevità diciamo 19 regioni, 9 regioni, va bene, hanno messo in campo il piano attuativo di questa legge e anche alcuni successivi provvedimenti. Allora diciamo subito, quali sono queste 9 regioni? Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia e Toscana. Queste sono le regioni che in qualche modo hanno messo in campo la possibilità per i loro cittadini di usufruire di questa straordinaria ipotesi. E quindi manca il Veneto. Con 5 regioni che stanno già emanando invece, che è ancora naturalmente più avanzata la cosa, stanno già emanando i bandi per i progetti individuali, quindi l'applicazione piena e compiuta di questa legge. Queste 5 regioni sono Toscana, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise e Lombardia. Veneto non pervenuto. Come siamo messi? Questa cosa spaventa, nel senso che normalmente siamo abituati a pensare di appartenere a una realtà geografica dove le cose si fanno con efficienza. Evidentemente non è così perché, come dire, sta dicendo e chiedendo con forza, stanno chiedendo con forza le stesse realtà associative, il Veneto non è pervenuto. Siccome nel recentissimo mese di dicembre abbiamo approvato un'altra grande legge che era attesissima, che è quella del caregiver, cioè la necessità dello Stato di andare a tutelare le persone che assistono per decenni anziani con gravissime disabilità, malati gravi in famiglia, eccetera, sostituendosi di fatto al Servizio Sanitario Nazionale e allo Stato. Ebbene, a costoro abbiamo ritenuto, così come sta avvenendo nei paesi più evoluti d'Europa, di poter fornire dei vantaggi dal punto di vista pensionistico, dal punto di vista dell'anticipazione pensionistica, dal punto di vista della possibilità di usufruire di alcuni benefici. Ebbene, la cosa importante, che a volte non si sa ed è bene sapere, è che in questo periodo così difficile sono state fatte delle leggi e sono stati creati dei fondi, perché non basta fare le leggi. Contestualmente bisogna creare il fondo, cioè mettere a disposizione i soldi. Finanziare la legge stessa. Finanziarla, bravissimo. Ebbene, questo è stato fatto con un rigore mai visto negli anni precedenti, però ci siamo ritrovati, ai noi, con un federalismo, tra virgolette, che spesso non ha funzionato, perché figli e figliastri non vanno bene in un paese. Non possono esserci dei cittadini che oggi, come in Toscana o come in Lombardia, hanno già a disposizione quel fondo e cittadini come in Veneto che quel fondo è ancora da venire, nel senso che è stato reso disponibile, ma la Regione non ha provveduto. Perché è chiaro, senatrice, che se non c'è il regolamento, chiamiamolo così, attuativo, regionale, chiaramente appunto le famiglie del Veneto che di questi fondi avrebbero diritto in linea teorica in base alla legge, però non riescono ad accedervi in Questa concreto. È una cosa molto grave perché appunto tutti amiamo questa autonomia, ma amiamo l'autonomia che produca in realtà maggiore efficienza. Non che preveda che regioni come il Molise piuttosto che la Campania, come in questo caso, siano molto più celermente di noi andate a creare sia, diciamo, l'attuazione con le relative deleghe, sia addirittura in molti casi i bandi proprio per procedere all'assegnazione individuale. E quindi bisogna che venga risolto in fretta questo inghippo, perché davvero sono tante le famiglie che attendono anche nel nostro territorio appunto questa possibilità. Anche perché vorremmo fare un punto e nella prossima legislatura, visto che è un work in progress, è un cammino, no? È opportuno che nella prossima legislatura, vedendo che queste leggi sono state apprezzate, così come sono state attese per 20 anni e hanno molte richieste, va bene,
tanto per dire, fare un esempio come la REI, no? Il reddito di integrazione, che è partito a dicembre e sta avendo decine di migliaia di richieste da tutta Italia. Quindi lì noti immediatamente che quello che tu hai fatto è positivo, perché trova immediatamente, dal punto di vista, diciamo, delle necessità, una rispondenza. Ma se noi abbiamo regioni come il Veneto che appunto non la attuano questa legge, noi di fatto non diamo ai veneti i fondi che ci sono, purtroppo, e soprattutto restiamo indietro rispetto alla risposta da dare alle famiglie. Quindi questa cosa io la ritengo personalmente un fatto molto rilevante e auspico che la Regione si sbrighi, perché voglio che nella prossima legislatura, sperando che ci sia ancora il Partito Democratico, si prosegua sulla strada del sociale e dei diritti. E anche su un tema come quello del dopo di noi, assolutamente molto sentito e di cui, come ci ricordava anche la senatrice Laura Puppato, si è discusso per anni, per decenni in Italia. Grazie per averci presentato questa problematica alla senatrice del Partito Democratico Laura Puppato. Grazie. A voi. Grazie anche da parte mia, e l'appuntamento naturalmente è con i prossimi spazi di approfondimento politico di Veneto 1. Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.